ready? Ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che vorrei per me grandi braccia, perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. Ciao ragazzi, ciao. Voi sapete che nel mondo c'è chi prega per noi, non piangete perché c'è chi veglia su di voi. E dico ciao amici miei, e voi con me direte ciao amici miei, direte ciao insieme. Ai 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 ai. Mille voci perché voi cantate insieme a me. Ciao ragazzi, ciao. Voglio dirvi che vorrei per me grandi braccia, perché finalmente potrei abbracciare tutti voi. Oh, continuiamo. La 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 la. Oh che felicità, quando dolcemente tra le braccia ti terrò. Forse la mia mano tremerà, forse la tua bocca tacerà, e allora sottovoce ti dirò insieme a me. Dimmi che mi vuoi bene, come sai dirlo tu, boccuccia di rosa. Dammi la primavera, fiore di gioventù, boccuccia di rosa. Cara, dimmi che mi vuoi bene, dimmelo con un fior, un romantico fior. E se sarà una rosa, la bocca ti bacerò. Amor, amore, amor. La 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 la. Che felicità, quando dolcemente tra le braccia ti terrò. Forse la mia mano tremerà, forse la tua bocca tacerà, e allora sottovoce ti dirò. Dimmi che mi vuoi bene, come sai dirlo tu, e anche tu, boccuccia di rosa. Dammi la primavera, fiore di gioventù, boccuccia di rosa. Cara, dimmi che mi vuoi bene, dimmelo con un fior, un romantico fior. E se sarà una rosa, la bocca ti bacerò. Amor, amore, amor. Sì! Buonasera, benvenuti in casa Peretti. Siete pronti a cantare con me? Cara, dimmi che mi vuoi bene, dimmelo con un
sarà una rosa, la bocca ti bacerò. Amor, amore, amor. Finale. E se sarà una rosa, la bocca ti bacerò. Amor, amor, amor. Sì. Posso dirvi buona settimana anche se oggi è martedì, sono le 20.09, siamo in diretta 348 80 40 254, il numero per i vostri messaggi e fotografie e richieste e saluti e consigli, insomma fate di quel numero ciò che volete, ma siate partecipi, siate presenti qui in questa diretta, anche perché questa sera sono solo e lo sapete già che quando sono solo ho proprio bisogno di sentirmi coccolato e ogni messaggio per me è una carezza, una coccola, per poi mi inciampo e finiamo sui nuovi mostri. Qua sti cavi, dobbiamo usare i radio. Ciao Paolino, buon lavoro al nostro Paolino in regia. Allora, sono stati 4 giorni al Salone del Libro, bellissimi, molti hanno conosciuto anche Paolino perché tutti quelli che mi sono venuti a salutare ho presentato il mio regista, uno dei miei registi, insomma andiamo avanti con la musica. Mi piaceva questo ritmo un po' swing, un po' particolare. Sì, per chi si fosse perso le ultime puntate l'altra settimana, abbiamo aggiunto, non è un disegno, è un QR, è un codice, è molto semplice. Adesso vi spiego una cosa carina. Adesso col vostro cellulare inquadrate, andate sulla fotocamera del vostro cellulare e inquadrate questo codice, ok? Vi viene fuori una scritta Canva, accettate l'invito di Canva e potete acquistare il mio CD, ma non voglio parlare nel primo tempo del mio CD, ne parlerò nel secondo, perché io non so da voi, ma qui a Luserna San Giovanni piove e c'è una canzone di Domenico Modugno dal titolo Piove. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? E pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove sul nostro amor. Ciao, ciao bambina, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba, l'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Non ti voltare, non posso dirti, rimani ancora, vorrei trovare parole nuove, ma piove sul nostro amore. Manca il finale a questa base, ci stava ancora 2 o 3 colpi di batteria e un po' di fiati per proprio renderlo più bello, no? 348 80 40 254 il numero per i vostri messaggi. Domani sera qui con me Amedeo
a Grillo in questo secondo tempo. Poi nel secondo tempo andremo anche a leggere, a interpretare alcune vostre idee, alcune vostre richieste, ma adesso, visto che più avanti nella puntata parleremo un pochettino di un brano che è presente nell'album, nel mio album, che si intitola Burka e Silenzio, dove io parlo proprio del rispetto della donna, della libertà della donna. Ma la parola libertà è fondamentale, perché in un rapporto, se c'è qualcosa che non va, bisogna avere il coraggio, la volontà e anche un po' la paura di dirsi: bene, ti lascio libera. E la prossima canzone lo dice alla perfezione, lui è Renato Zero, e il titolo del brano è proprio Libera. Ti lascio libera e questo mi addolora. Ti lascio libera, non sono pronto ancora. Chiedimi di tenerti qui, puoi pretenderlo. Slegarti è facile, difficile obbligarti. La carne è debole, non voglio più ferirti, amore, ti maledirò, io che perderti non so. Metto il cuore in un cassetto, per dispetto non lo indosserò mai più. Un po' testardo e un po' distratto, e già una vita che non sei più mia. Vendo rose mentre aspetto, tutto il mondo mi conosce, sa di te. Il cieco ambulante, il pazzo, tutto il mio disprezzo e libertà. Ti lascio libera, tanto dovrai tornare, non puoi resistere. Avrai freddo e fame, amore, mai più catene, giuro mai. Aria e luce finché vuoi. Perdersi, dimenticarsi, non ci credo, non è giusto e non si può. Non avete amato tanto e poi non conoscete lei. Non lasciarmi in questo inverno, tutto il mondo è pronto a ridere di me. Il cieco ambulante, il pazzo, perché non vuoi credermi? Perché? Perché? Lei mi supplicò, io le strinsi così forte, perché non fuggisse via, perché non fuggisse via, perché non fuggisse mai più via. Questa è la poesia di Renato Zero. Per di più,
ultimamente parlano tanto di Renato Zero, e alcuni anche non molto bene, no? Perché lui non ha voglia di farsi i selfie con i fans. Ma raga, arrivi a un certo punto della vita che ne hai due cocomeri così. Io, è vero, lui è lì grazie ai fans, ma immaginate un po' di essere voi, Renato Zero. Qualsiasi cosa fai nella vita, esci, vai a fare la spesa, vai in farmacia, vai, non lo so, dal pescivendolo, dal fruttivendolo, e dalla strada al negozio devi farti 30 fotografie. Tu magari sei uscito anche così, non proprio perfettamente pettinato, non proprio in tiro, come si direbbe adesso, e insomma hai anche voglia di avere un po' di privacy, un po' di vita tua. Per di più ha detto anche una cosa molto bella in un'intervista, Renato. Ha detto: ma io questi selfie non li voglio fare perché mi bloccano, nel senso, una foto non ha colore, perché con lo stesso sguardo resto imbambolato per sempre. E allora ha detto: non mi chiedete un selfie, piuttosto chiedetemi un abbraccio. Cioè, ragazzi, vi rendete conto l'importanza di questa frase? Chiedetemi un abbraccio. Allora, attenzione, vediamo cosa mi scrive anche la regia, perché vediamo, sento anche l'opinione di Paolo. Sì, ok, Paolo mi ha scritto: sbagliatissimo, è loro che ti mantengono, ma credo che non è proprio così, perché le poesie che ci ha scritto Renato Zero, i testi e le canzoni di Renato Zero, sono patrimonio di ognuno di noi, ok? Quindi è vero che noi le abbiamo comprate per ascoltarle, ma cosa ci resta dentro l'anima, dentro la mente? Cosa ricordiamo? C'è questa, cercami, ce n'è tantissime. E quindi non è proprio vero che perché il fans deve per forza avere ragione, fare foto con tutti. Arrivi a un certo punto della tua vita che è giusto anche dire e basta, e lasciatemi stare. E adesso Susanna! Cantiamo insieme. 7 giorni a Portofino, più di un mese a Saint-Tropez, poi m'hai detto Cocorito, non mi compri colpa te, e sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Voglio sentire tutti. Susanna, dai, rete 7. Susanna, di più. Susanna, Susanna mon amour. Io turista un po' cinese, tu regina di Pigalle, indossavi un pechinese e un triangolo di strass. T'ho detto vieni via con me, tu m'hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, e poi ci sono delle parole in francese che non lo so e quindi faccio finta di non dirle, anzi non le dico proprio, quelle lì che avete letto. Potrei dirle in piemontese ma non mi sembra il caso, ma comunque la canzone fa Susanna, 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 Susanna mon amour, Susanna, 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 Susanna mon amour. E ora sono sulle spese, in balia degli usurai,
ma niente più so di te. Forse un giorno ritornerai. E adesso voglio che vi scateniate insieme a me. Susanna, oh oh. Susanna, oh oh oh. Susanna, Susanna, mon amour. Ancora una volta insieme. Susanna, oh oh oh. Susanna, oh oh oh. Susanna, Susanna, mon amour. Dai signora, la vedo. Oh oh oh. Susanna, oh oh oh. Susanna, Susanna, mon amour. Susanna, yeah, Susanna. Io ti aspetto, mon amour. Basta, finita la canzone, finito il primo tempo. Mi raccomando, non cambiate canale. Nel frattempo scrivete i messaggini se vi sta piacendo questa prima parte. Pubblicità, 2 minuti e mezzo e torniamo subitissimissimo. Vai regia. Bentornati, pubblicità rapida, indolore, 2 minuti e mezzo e torniamo qua in diretta a cantare per voi. Sono le 20:28. Il prossimo brano lo dedichiamo a Maurizio di Volvera, che l'ha richiesto ormai più di 2 settimane fa ed era rimasto lì fermo nel computer, e stasera ho il piacere di farti un brano fantastico per tanti motivi. La musica è molto bella, ma il testo, lui è Enrico Ruggeri è uno dei poeti più grandi che abbiamo al momento in Italia. È la storia di un portiere di notte. La racconto sempre perché va raccontato questo brano, uno di quei brani che vanno raccontati. Un portiere di un albergo che si innamora follemente di una prostituta che lavora dentro quell'albergo. Allora si autopromette un giorno di portarla via di lì. Il portiere di notte. Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. Sapeste che pena per chi organizza la scena, restare dietro al banco come un cane con la sua catena. E lei che viene spesso a notte fonda, è così bella e quasi sempre bionda. E lei che cambia sempre cavaliere e mi parla soltanto quando mi chiede da bere. Ma la porterò via e lei mi seguirà. Prenoterò le camere in tutte le città, la porterò lontano per non lasciarla più, la porterò nel vento e se possibile più su, e quando ci sorprenderà l'inverno non sarò più il portiere in questo albergo.
entrare, non la posso guardare senza immaginare. Ma è lei che non immagina per niente. Cosa darei per esserle presente? Ma è lei, non vede, allora parlo piano, con la sua forma in un asciugamano. Ma la porterò via, non la abbandonerò, la renderò partecipe di tutto ciò che ho, la porterò lontano per non lasciarla mai, e mi dirà ti voglio per quello che mi dai, e quando insieme prenderemo il largo non sarò più portiere in questo albergo, e insieme dentro al buio che ci inghiotte non sarò più il portiere della notte, della notte, della notte. Wow, grandi immagini dietro di noi che ha scelto il nostro Paolino in regia. 20:34, adesso vi porto un attimino al Salone del Libro. Come vi ho già raccontato prima, sono stati giorni molto belli per me, ho fatto tante interviste che sono passate nel TG, ma c'è stata anche un'intervista fatta a me proprio per il mio album nuovo, e adesso ho il piacere di farvi proprio vedere questa intervista. Mi raccomando, amici a casa, prendete nota perché ci sono tante piccole novità per quanto riguarda il CD, tante cose che non avevo ancora fatto e detto, soprattutto detto. Quindi Paolo in regia, vai con l'intervista al Salone del Libro. E abbiamo invece che un libro, un disco, ce lo porta Enrico Peiretti, e tra l'altro è uno della squadra, è uno di noi. E come mai? Se ne sentiva il bisogno, la mancanza? Ma innanzitutto sono molto emozionato perché davanti a una telecamera, lo sai che per me non è vero. Non ti capita mai, non ti capita mai. Sono abituato davanti a telecamere. Guarda, è un disco che è un album che io avevo bisogno di scrivere qualcosa di mio. Dopo 5 anni che canti canzoni di tutti, in diretta, tutte le sere, bene, dalla prossima settimana canto qualcosa che ho scritto io. Canto delle mie idee, delle storie mie vissute. Esce il 23, quindi venerdì, ed è veramente, qua è il mio libro. Enrico, dove si può trovare questo disco? Allora, per adesso non lo faccio uscire in nessuna piattaforma perché mi è costato un botto, quindi per adesso se uno vuole ascoltare il mio disco lo paga, lo può pagare tranquillamente contattandomi sui social, lo può pagare, farò dei firmacopie in giro per il Piemonte dove avrò a disposizione tante copie, per di più all'interno, se lo facciamo vedere, posso? Hai tempo per me? All'interno c'è una copertina, a parte che ci sono tutti i titoli, ma c'è proprio il posto per la dedica, quindi io firmerò, autograferò tutte le copie di questo album. Qua ci sono i 3 capitoli della mia vita, però posso dire una cosa, non compratelo.
Come non compratelo? Tra l'altro, guarda, i miei rispetti, perché io pensavo che, visto che tu canti tutte le canzoni di tutti quanti i cantanti, e tra l'altro canti anche benissimo, io non sapevo che fossero tuoi brani proprio scritti da te. Io questo non lo sapevo, lo ignoravo. Non compratelo perché altrimenti diventa una dipendenza questo. Non sto scherzando, perché io sono 5 giorni da quando la coppia in mano che ascolto solo questo, perché c'è di tutto dentro, si parla di temi scottanti, un po' come burka e silenzio, il rispetto della donna. Ti faccio una domanda a te, secondo te la donna è libera? È libera se è capace di liberarsi, perché cioè, lei nasce con una costrizione ideologica e una costrizione culturale. Quelle che sono un pochino più forti riescono a liberarsi. Adesso sono sempre di più però quelle che lo stanno facendo. Ma è una coppa non ancora vinta. Quindi io l'8 marzo, in un ritornello, lo dico chiaro e netto, non festeggio, non c'è ancora nulla da festeggiare in questo tempo di burka e silenzio. Ho voluto usare la parola burka, ma non per un'idea politica, un'idea religiosa, per un'idea umana, perché ci sono ancora tanti uomini che obbligano le donne, ma non solo a mettere il burka, ma a fare determinate cose. La donna non va obbligata a fare nulla e qua nella traccia 2 si capisce molto bene. Posso dire, io qua, visto che abbiamo Beppe dall'altra parte della camera, e se sarà lui a fare il montaggio, gli chiedo, se tu glielo concedi, di fare un montaggio con una base musicale magari presa da una delle tue tracce. Magari lo fa. Se ce lo... Un pezzettino di burka e silenzio molto volentieri. Poi è già uscita nei social e anche su Rete 7, Social Democrazia, dove io spiego che siamo tutti allenatori di calcio quando gioca nazionale, siamo tutti politici quando è ora di andare a votare. Adesso siamo tutti tennisti, se ci hai fatto caso. Bravo, adesso siamo tutti tennisti, ma soprattutto tu hai di sicuro un amico che qualsiasi post che vedi su Facebook ha un commento che è fuori dal comune. Dimmelo. È vero, cioè, tutti ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo tutti. Il tuttologo ce l'abbiamo tutti. Ebbene, molti di questi commenti io li definisco schiaffi con il cellulare in mano, perché fanno del male. Essere liberi di commentare, se uno non sa cosa commenta, può fare veramente del male. E quindi traccia numero 9, socialdemocrazia, facciamolo vedere. Qua ci sono tutte le 10 tracce con una piccola spiegazione, Sipario, il piano della morte, Juanita, che la storia è una storia mia in prima persona, di un amore che c'è, non c'è, non c'è, è una sorta di flamenco dance, una novità. Grazie Enrico, il salone sta volgendo al termine, mancano poche ore, un po' di nostalgia per l'inizio. Ma per l'inizio del salone, No, vabbè, sono stati 4 giorni fantastici, una marea, un fiume di gente, c'è tutto il mondo a Torino, buon per Torino, buon per Rete 7, buon per tutti, quindi bene. Comunque sia, è proprio vero che noi italiani quando parliamo gesticoliamo. Io me ne rendo tanto conto in diretta, ma durante l'intervista per poi lo prendo a sberle. Vabbè ragazzi, siamo così. Comunque ero veramente emozionato, perché un conto è essere da questa parte, gestisci tu la cosa, dall'altra parte devi rispondere alle domande, non farle, e le cose cambiano leggermente. Ma adesso prendete appunti amici a casa, perché vi porto a Lusernetta, perché saranno 2 giorni incredibili a Lusernetta. Vai Paolo, facci vedere la locandina, io sono qua che la leggo, partendo da sabato 24 maggio dalle 15 alle 18 l'apertura della Cappella di San Bernardino in presenza dell'esperto del maestro Lusernetta Ilario Manfredini, che salutiamo, con l'esposizione di manifesti informativi e visite guidate. È una cappella molto 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 particolare, molto antica, con dei disegni all'interno stupendi. Alle 16 camminata tecnico-sportiva, si parte dal piazzale delle scuole e poi si gira per mezza, anzi per tutto Lusernetta. Alle 19:30 cena a base di grigliata mista, alle 21 tutti a ballare con l'animazione musicale degli anni 90 e 2000 con Giulio Brunetto presso il piazzale delle scuole. E questo è il sabato, ma la domenica si parte alle 9, passeggiata medico-sportiva, partenza sempre dal piazzale delle scuole. Dalle 10 alle 17 rimane aperta la Cappella San Bernardino. Alle 11 attività
celebrative a cura del gruppo Alpini. Alla mezza grande pranzo con grigliata mista, alle 3:30 ci inizia la caccia al tesoro selfie mania per i grandi e i piccini, ma attenzione, non c'era nel manifesto perché non potevamo saperlo. Alle 11 circa, 11 e un quarto, presenterò a Lusernetta il mio CD. Questo sono io, quindi approfittatene, venite a passare una bella domenica a Lusernetta, potete ascoltare i brani, ci sarà anche Alessia Chelucci che mi farà l'intervista, quindi, e potete acquistare il CD e lì ve lo posso anche autografare e firmare, ok? Altrimenti, se non riuscite a arrivare a Lusernetta, qua c'è sempre il QR code, inquadrate il QR code e vi manda esattamente dentro le istruzioni per avere a casa vostra, nella vostra macchina, il mio album. Se poi volete la chiavetta si può anche fare, possiamo anche spedirvelo in versione chiavetta. Subito dopo pubblicità tutti i vostri messaggi. Pubblicità, regia. Lo so che nell'intervista ho detto che ne avrei fatto sentire un pezzettino di Burke e Silenzio, ma facciamo così, vi do di più. Questa sera vi do di più, non vi faccio sentire un pezzettino della canzone, ma vi racconto, anzi vi vado a leggere il testo di Burke e Silenzio, ok? Pronti? Donna sì, ma i tuoi diritti. Donna sì, ma senza specchi. Donna sì, ma il tuo futuro. Donna sì, e contro quel muro. Donna senza prendere il sole. Donna, quell'uomo appagato ti vuole. Donna sì, ma apri quel libro. Donna sì, ma senza volerlo. Donna sì, senza uscire di casa. Donna sì, senza togliere il velo. Donna, qui comandano loro. Donna senza dire, senza fare, senza amore. Io l'8 marzo faccio altro. Mi dispiace per voi, io non festeggio perché l'8 marzo non ha senso in questo tempo, in questo mondo di Burke e Silenzio. Donna che vorresti un bambino, donna i soldi sul comodino. Donna bambina rinchiusa, sfruttata, sua madre la usa. Donna c'è un uomo al portone con il sesso nel cuore. Donna sì, tu non devi capire, donna tu non devi parlare. Donna sì, ma rinchiusa da Dio, donna la tua vita è un oblio. Donna sì, non ti devi svestire, donna, devi solo obbedire e la testa abbassare. E poi va avanti. E questo è Burke e Silenzio. Volete ascoltare la canzone? QR code e comprate il CD, oppure venitemi a trovare a Lusernetta domenica mattina alle 11, così approfittate per conoscermi, per fare due chiacchiere, per ascoltare la spiegazione di tutte 10 canzoni, comprare il CD e farvi anche un bel giro per Lusernetta e godere di questa festa stupenda che hanno organizzato. Allora regia, io devo tornare sulla mia playlist e cosa ti devo dire? Andiamo coi messaggi, vai regia, vai regia. Voglio andare a leggere tutti i messaggi che sono arrivati qui adesso, qui in questa puntata. Vediamo se il nostro Paolo è già pronto con i messaggi. Lo so che ti sto cambiando la scaletta, però sai che ormai è così. Chi non canta con amore per se stesso non può cantare bene per gli altri. Saluti, Carlo Rotellini da Corio. Grazie Carlo, addirittura io di amore ne metto tantissimo, proprio. Sempre una bella serata si passa con voi, lo dice Dani, grazie mille, mi fa piacere, molto. Ecco, grazie Enrico per il bell'incontro di sabato al salone, baci da noi, solo noi, sempre noi. Alfonsina e Germano, ciao, sono venuti a trovarmi al Salone del Libro, abbiamo fatto la prima foto insieme, la prima foto tutti e tre, grazie. Ciao, sono Nazza da Verzuolo. Puoi fare gli auguri a mio papà che oggi compie 90 anni, un tuo grande ammiratore. Se puoi fare la canzone Sei un mito degli 883, grazie. Auguri al babbo. Com'è che si chiama il babbo? Però non c'è scritto il nome, però vabbè, 90 anni, auguri e grazie per seguirmi, grazie mille. Scrivimi il nome così facciamo gli auguri più. Il capitalismo è superato, la socialdemocrazia non funziona. Peretti ha influenzato anche il comunismo francese. Un bacione da Daniele Luca da post scritto, è una battuta ma io su socialdemocrazia non intendo la politica, sia chiaro, è la democrazia dei social, ma l'ho spiegato bene nell'intervista. Buonasera, bentornati anche questa inizio settimana con voi a tenerci compagnia in casa Peretti, Enrico d'Andrea di Borgomanero. Ciao Andrea, ciao Borgomanero. E poi vediamo un po'.
Grande Nino, quella notte io ero davanti allo schermo della TV. Gisella, sì, un forte abbraccio a Nino, regalato grandi emozioni a tutti noi. Buonasera Enrico, buonasera a tutta Casa Peretti, bentornati dopo 72 ore. Contate le ore ragazzi, che bello, ci siete mancati. Vorrei chiedervi una cosa, se possibile. Mercoledì 28 saranno 7 anni che mamma è tornata tra le braccia del papà. Potresti cantare una delle sue canzoni preferite, È la pioggia che va di Shel Shapiro, sì, o Cimitero di Roma? No, facciamo La pioggia che va, è la pioggia che va, te la canto mercoledì 28. Giuliano Falco, segnati che questa è una richiesta importantissima. Comunque vadano le cose, ti ringrazio in anticipo. Marco D'Intra, mercoledì è domani, no, 28 è più avanti, quindi dobbiamo programmarla. Grazie comunque Marco, grazie. Ciao a tutti da Vittoria, Luca e Lidia. Ciao Vittoria, ciao Luca, ciao Lidia. Vi voglio bene, non vi conosco, ma vi voglio bene, a prescindere. Buonasera Enrico, bentornato, mi piacerebbe ascoltare Malinconia. Grazie Edo, domani te la canto domani. Ed è Malinconia. Ciao da Daniela e Melissa. Ciao Daniela, ciao Melissa, siete bellissime. Che belle che siete. Eccomi presente anche stasera. Mi faresti Ti immagini di Vasco Rossi? Un bacio grande. Silvia Mottalciata, non la so, ti chiedo scusa, non la so, devo impararla per te, ma lo farò. Voi abbiate fede, perché arrivano tutte le richieste, solo che purtroppo non le possiamo sapere tutte. Ne so già tante, in questi 5 anni almeno 100 brani nuovi l'ho imparati. Mi scrive Domenico che fa gli anni, 90 anni, quindi auguri Domenico, auguri il papà. Ciao Enrico, buona serata e buona musica a tutti, un abbraccio. Massimo da Venaria, grazie Massimo, buona musica anche a te. Bene, ricordo che domani sera qui a Medeo Grillo sto cantando con voi, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, ciao Elena, grazie per il tuo SMS. Che grande inizio, spettacolare, viva Casa Peretti, Giovanni d'Alessandria, ciao Giovannino, grazie, troppo buono, sono scritte cose troppo belle. Ciao Peretti, tranquillo, tutti noi Perettini siamo presenti come sempre, grazie delle coccole che tu fai a noi tutti, Titti e Giovanni, grazie Titti, ciao Giovanni, ciao, grazie. Se volete ci vediamo domenica mattina a Lusernetta. Ciao Peretti, tutto bene? Un forte abbraccio, dosa tu l'intensità di 10 secondi, anche di più, Milena. Oh, l'abbraccio va dato forte. Cioè l'abbraccio si deve sentire, devi sentire quasi l'altro cuore che batte, altrimenti ma che abbraccio è? Ciao amico Enrico, volevo chiederti se per favore mi puoi fare una dedica ad Annalisa e Fabio di Frostasco, una canzone di 83, nient'altro che noi, Enrico da Collegno. Certo, la mettiamo in programma in settimana, abbiamo già una richiesta, mi sembra degli 883, però noi andiamo avanti. Ciao Enrico, è sempre un piacere ascoltarti, buona serata da Tiffany e Bribri. Ciao Tiffany, e ciao Bribri, ma che meraviglia, mi riesci a interpretare ogni canzone col tuo stile? Oggi serata vecchio stile. Ciao da Asti, Marghe e Silvia. Beh, abbiamo iniziato un po' retro, proprio anni 50 forse, 50-60, comunque non è una pubblicità, è tutto gratis e anche all'interno di questo canale non si vende o compra nulla. No, aspetta, pensa per te che il mio CD è in vendita, con quanto ho speso a farlo devo incassare qualche soldo, perché altrimenti. Comunque, se amate la musica come il nostro Peretti, iscrivetevi al canale YouTube Stefano Napolitano Artista. Bene amici a casa, Stefano Napolitano Artista, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al suo canale, fa bene la musica. Certo, uno che ha la stessa mia passione non può che non far del bene. Ciao Enrico, sei andato un po' indietro con i primi 2 brani, devo dire che meritavano di entrare in Casa Peretti. Un abbraccio da Medeo, grazie Medeo, pensa ai brani per domani, che domani spacchiamo insieme, voglio cantare un brano totalmente in napoletano, ma da solo, e poi mi dai il voto. No.
Ciao Enrico, quando fare una puntata interamente dedicata a te, facendoci sentire le tue canzoni dell'album, sarà sicuramente una puntata che giunge al cuore. Siamo in attesa della copia autografata Luca e Simona e non posso farla adesso, ma è una questione di marketing. Se io faccio la puntata e canto tutte le canzoni, andate su YouTube e il mio CD, col cavolo che me lo prendete. Voi no, però dovete capire che c'è un mondo che ci ascolta, quindi e non ci saranno nemmeno su Spotify o quelle cose lì, fino probabilmente a estate inoltrata, quindi se lo volete dovete, raga, funziona così la vita, bollette devo pagarle anch'io. Enrico, per favore mi canti una canzone dei Pooh, quella che vuoi, ti voglio bene, sei un grande, grazie a Rete 7, Miki Novara, se possibile stasera. Beh, sono le 20:54, non credo di riuscire a farlo, però vediamo di domani. Ciao Enrico, che bello stasera, hai cantato 2 canzoni di Celentano, ti sto seguendo con molto piacere, gradirei sentire Nata per me qualche sera, sempre di Celentano, grazie mille, con affetto Renata, se la sa Medeo te la facciamo domani sera, va bene, altrimenti aspetta qualche puntata e arriverà anche Nata per me. Ciao, come sempre siete fantastici, potete salutare mia moglie e dire Letizia ti amo. Nings, Letizia ti ama Letizia, che bello, trionfa l'amore qua in casa Peiretti. Invece Lili di Roraggio scrive: dolce Enrico, anche da solo sai tenere bene la scena, bravo, in 5 anni qualcosina l'ho imparato. Bravo, ci metti sempre il cuore quando canti, Enrico Ruggeri, lo dice Patti 60, mi piace Ruggeri, ragazzi, è il maestro Ruggeri, cioè. Bravo Enrico, bella interpretazione del Portiere di Notte. Luisa Nicola Cabeza, ciao Luisa Nicola Cabeza, grazie. Ciao Enrico, la canzone Socialdemocrazia è bellissima e realistica allo stesso tempo. Vorrei prendere 2 CD, potresti farmeli avere? Grazie Luciano di Brandizzo. Beh, ci vediamo venerdì al mercato, Luciano, con tanto di dedica, dai, te li porto venerdì, va bene? Venerdì esce, quindi fresco di stampa. Ciao Enrico, sono Carmela di Cadir, le tue canzoni mi riempiono la serata di gioia, grazie, mi fa piacere che ci sia scritto gioia e non noia, per me è fondamentale, grazie amica mia. Ciao Enrico, quando sarai a Torino per il firmacopie? Luca, per adesso non è previsto un firmacopie a Torino, ne abbiamo domenica. Regia, puoi venire in onda così magari ricordo, lo dico per la prima volta, dei firmacopie, poi finiamo i messaggi. No, andiamo avanti. Ciao Enrico, volevo farti i complimenti perché sei genuino, canta quello che vuoi, ma canta per noi. Barbara di Alessandria, certo, chiunque abbia un microfono in mano e canti una canzone deve cantare per sé e per gli altri, non deve fare il compitino, a volte si stecca, a volte si stona, a volte si è un po' calanti, però è tutto roba vera. I firmacopie ce ne sarà, per adesso sono 3 in programma, uno come vi ho detto a Lusernetta questa domenica, poi il 2 giugno c'è Crocetta, c'è il mercato della Crocetta che sono nostri sponsor a Luserna San Giovanni. Bene, io alle 15 sarò al bar Le Tre Galline, che saluto tutti i miei amici del bar Le Tre Galline, sarò all'interno del bar per fare il firmacopie, quindi per raccontare, ci saranno interviste, ascolteremo pezzettini di brano e lì potete prendere il CD con tanto di autografo e passare anche un po' del tempo insieme, perché è vero, noi ne passiamo tanto tempo insieme, però io da qua e voi di là. È bello ragazzi quando ci incontriamo per strada o negli eventi, è un'emozione, per me tantissima, proprio tanta. Regia 20:57, ci sono ancora messaggi? No, andiamo con la richiesta, un pezzettino di richiesta, vediamo un po', oppure finiamo i messaggi, decidi tu se ce n'è ancora, altrimenti andiamo a cantare questo brano qui, vediamo se c'è la richiesta. Vai regia, vai, vediamo. Magari non c'è, c'è, te l'ho mandata? Sì, eccola qua. Ciao amici Casa Peretti, ieri è stata una giornata speciale per noi, vorremmo celebrarla con Gloria di Umberto Tozzi. Un saluto da Carlo e Cesare. Ciao Carlo, ciao Cesare, grazie mille e questa è per voi. Chiudiamo la serata così. È stato bellissimo in vostra compagnia. Adesso però mi serve tutto il vostro coro, la vostra voce e le vostre manine al cielo. Più su! Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano che lavora piano, manchi a questa bocca che cibo più non tocca, è sempre questa storia. E lei la chiama
gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore dal nome. Tutti, gloria, andate avanti voi. Show